Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook, ma siamo anche in diretta nella trasmissione, quindi ovviamente potete mandare messaggi oppure potete telefonare. Vi ricordo che questa puntata sarà divisa in due parti, nella seconda parte, praticamente al termine della puntata, abbiamo un'intervista esclusiva che abbiamo già raccolto ieri e mandata in onda al prefetto di Padova perché lascia questa città dopo 4 anni di servizio. Allora abbiamo intervistato ieri, un'intervista molto simpatica, e la rimanderemo in onda proprio al termine di questa serata, che affronterà un tema davvero delicato, molto delicato, un tema che è di difficile anche ragionamento da parte di noi che abbiamo costruito questa trasmissione. Speriamo da questa trasmissione di uscirne e di averne capito tutti di più, noi e anche voi ovviamente che ci state ascoltando. Avete già il tema, il titolo della trasmissione: Israele e Palestina, ci sarà un giorno alla pace. Questo è il titolo che abbiamo messo e ne discuteremo. Li saluto, li ringrazio di essere ospiti con Paolo Benvenu, segretario regionale di Fondazione Comunista, grazie di essere con noi. Salim Al Mohamed, Comunità Palestinese del Veneto, grazie di essere con noi. Saluto Pietro Miani, presidente Associazione Italia di Israele Venezia, grazie di essere con noi. E saluto anche Vincenzo Pace, professore di sociologia delle religioni dell'Università di Padova. Grazie a tutti di essere intervenuti questa sera. In collegamento abbiamo già il professor Ugo Volli, semiologo, e lo saluto da Milano. Buonasera professore, grazie di essere con noi. Buonasera. Grazie di essere con noi e saluto anche Dennis dalla redazione. Buonasera Dennis. Una buona serata anche da parte mia, una buona serata ovviamente ai nostri telespettatori che anche questa sera possono interagire con noi alla nostra trasmissione, ci possono chiamare allo 049 80 77753 oppure possono mandarci un sms al 366 229 1811. Bene, allora per iniziare la trasmissione andiamo a vedere questo servizio che presenta la serata, la puntata e quello che sta succedendo tra Israele e la Palestina. Vediamo. L'escalation di violenze degli ultimi giorni in Medio Oriente ha riaperto una ferita che da circa 70 anni non si riesce a sanare e che affonda le sue radici in un territorio complesso in cui geopolitica e religione si intrecciano spesso senza soluzione di continuità. Già le vicende più recenti non hanno una sola e unica causa scatenante. La prima è una questione puramente giudiziaria e riguarda un quartiere di Gerusalemme Est che si chiama Sheikh Jarrah. Intanto è importante ricordare che Gerusalemme Est è la capitale proclamata dello Stato di Palestina, ma occupata militarmente da Israele fin dal 1967. Nel quartiere di Sheikh Jarrah si trova un complesso abitato da alcune famiglie palestinesi e donata loro dal governo della Giordania nel 1956. Da anni però queste famiglie rischiano lo sfratto, visto che anticamente il terreno su cui sorge il complesso era di proprietà di alcune comunità di ebrei che secondo la legge israeliana possono far rientro nei territori che avevano abbandonato nel corso della guerra del 1948 seguita alla formazione dello Stato di Israele. Sulla disputa si sarebbe dovuta esprimere la Corte Suprema israeliana il 10 maggio, data poi rinviata proprio a causa degli scontri. Così, nei giorni precedenti, diversi attivisti per i diritti dei palestinesi avevano cominciato a manifestare contro gli sfratti. Altra causa scatenante delle violenze più recenti però ha radici più prettamente religiose, ossia la decisione del governo israeliano di chiudere la porta di Damasco, uno dei varchi d'accesso più importanti alla spianata delle moschee. La spianata è il luogo di preghiera più sacro dell'ebraismo, ma anche il terzo sito più sacro al mondo per i musulmani, che proprio nei giorni precedenti celebravano il Ramadan, un fatto che i palestinesi hanno interpretato come ulteriore soppressione dei propri diritti. Si tratta però solo degli ultimi casi di tensione in una storia travagliata e che è necessario ricostruire per cercare di comprendere i fatti di queste ultime ore. Le frizioni tra ebrei e musulmani risalgono all'800, da quando migliaia di ebrei cominciarono a trasferirsi nel territorio palestinese all'epoca controllato dall'impero ottomano. Ondate migratorie giustificate dal sionismo, l'ideologia che sosteneva la nascita di uno Stato di Israele nel territorio della Palestina, ritenuto dagli ebrei la terra promessa donata da Dio. Prima del secondo conflitto mondiale, gli ebrei in quei territori erano diventati più di 400.000. Se già nel XIX secolo i due popoli si trovavano in rotta di collisione, lo strappo definitivo ha una data ben precisa, 29 novembre 1947. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'ONU stabilisce la nascita di due stati separati, Israele e Palestina, con Gerusalemme considerata come una zona franca gestita
gestita direttamente dalle Nazioni Unite. E così il 14 maggio 1948 nacque ufficialmente lo Stato di Israele. Gli arabi però non erano d'accordo e così il giorno dopo Egitto, Siria, Libano, Iraq e Transgiordania invasero il nuovo Stato, dando vita alla guerra arabo-israeliana. In meno di un anno Israele vinse la guerra, si espanse in quasi tutto il territorio palestinese, tranne la Cisgiordania e Gerusalemme Est, che vennero annesse alla Giordania, e la striscia di Gaza, di cui si impossessò l'Egitto, e invase Gerusalemme Ovest, spostando lì la capitale dello Stato. Quanto ai palestinesi, invece, cominciò un esilio di massa, tanto che diversi territori della Palestina furono occupati da altri stati arabi. Negli anni successivi i conflitti tra gli israeliani e i paesi arabi ciclicamente ricominciavano. Nel 1967, al termine della guerra dei 6 giorni, Israele occupò la Cisgiordania, la striscia di Gaza e Gerusalemme Est. Da lì in poi però, grazie anche agli accordi di Oslo del 1993, Israele cedette via via il controllo di alcuni territori, tra cui proprio la Cisgiordania e la striscia di Gaza, alla Palestina, che nel frattempo si era autoproclamata indipendente nel 1988. Israele tuttavia ne rivendicò l'occupazione militare. In ogni caso, comunque, il malcontento arabo non si è mai sopito del tutto ed è sfociato negli anni in quella che è conosciuta come intifada, ossia una sorta di guerriglia per fare pressioni sulle autorità israeliane e spingerle a cedere porzioni di territorio. Oggi, allora, la Palestina rivendica la striscia di Gaza e parte della Cisgiordania, oltre a Gerusalemme Est, che i palestinesi ritengono come la loro capitale. Attenzione però, perché proprio la striscia di Gaza da anni è oggetto di una guerra civile che coinvolge due gruppi paramilitari palestinesi. Da un lato Hamas, organizzazione considerata da molti paesi terroristica che non vuole cedere il controllo, e dall'altro Al-Fatah, che governa la Cisgiordania ma che ha mire anche sulla striscia di Gaza. Un'instabilità politica tutta interna alla Palestina che di certo non aiuta e che anzi contribuisce a rendere la situazione in Medio Oriente davvero complessa e dove la pace sembra davvero lontana dal poter essere raggiunta. Abbiamo fatto vedere questo servizio d'apertura abbastanza significativo, è una cronistoria di quello che è successo. Inizio proprio a parlare con il professor Ugo Volli in questo ragionamento dove tutto è nato e tutto sembra non risolversi con una pace. Per quale motivo secondo lei, professore? Se abbiamo lo studio, se alza l'audio perché l'ha abbassato. Sì. Prima... Ecco, adesso lo sento. Sul prego. servizio ci sarebbero molte cose da dire. Nel senso che a me sembra piuttosto squilibrato, ma comunque non parliamo di questo. La ragione per cui non c'è la pace è il fatto che le organizzazioni palestinesi non accettano l'esistenza dello Stato di Israele. Questo è il punto centrale. E quindi il loro progetto politico è quello di prenderne il posto, di eliminarlo. Non si sa cosa vorrebbero fare degli 8 milioni di ebrei che ci vivono, ma insomma si può anche immaginare. Per capire che le cose stanno così basta guardare le loro televisioni, i loro discorsi, gli stemmi e le bandiere che mostrano come loro territorio l'intero Stato di Israele d'oggi. Questo non è un mistero e di conseguenza ci sono strategie diverse. Hamas è quella che in questo momento in maniera più esplicita usa la strategia della guerra, della violenza, del terrorismo, eccetera. Ma ricordiamoci che ci sono stati moltissimi momenti di terrorismo. Ricordiamoci che il modo in cui le organizzazioni palestinesi intendono stabilire il loro Stato è bombardare le popolazioni, mettere bombe, portare bombe magari come terroristi suicidi dentro bar, autobus, ristoranti, sinagoghe e cose del genere. E quindi fino a che non ci sarà una scelta da parte di queste organizzazioni di rinunciare alla violenza, non ci sarà la pace. Professor Miani, Presidente Miani, perché il popolo ebraico fa fatica ad essere inserito? In qualsiasi parte va subisce degli attacchi. Per quale motivo secondo lei succede, ed è successo e la storia dice succede questo? Ma io Prego. sì, penso che il problema di fondo è quello che ha accennato prima Volli, cioè se noi anche leggiamo il Corano,
partiamo un po' da lontano, no? Ma che cosa dice il Corano? No? Che i musulmani devono convertire gli infedeli. Non solo, ma devono quindi anche, non possono, un loro territorio non può essere occupato da qualcun altro, non devono perdere territorio, anzi, come ha fatto Maometto nel periodo di Medina, devono allargare il loro territorio. Per questo motivo la presenza dello Stato di Israele, unico Stato democratico in un contesto musulmano, è una presenza che dal punto di vista ideologico non viene accettata. D'altra parte gli ebrei hanno il sionismo, no? ha sempre individuato Gerusalemme e la Palestina come la casa degli ebrei, che dopo praticamente 2000 anni sono riusciti a raggiungere quello che era il loro sogno. E quindi abbiamo due situazioni: da una parte diciamo gli arabi in generale, perché non sono solo i palestinesi ma anche le nazioni arabe, non vogliono degli estranei all'interno del loro territorio. D'altra parte gli ebrei ritengono che hanno subito la diaspora, quindi sono stati per 2000 anni dispersi in tutto il mondo, ritengono di aver riconquistato la loro sede originale e non vogliono rinunciare a questa sede. Qui sono due posizioni diametralmente opposte. E non si può riuscire su un tavolo di lavoro, come sembra in questi 70 anni, che poi nasce molto prima, come ha detto nel servizio, però in questi 60 anni ci sono stati che dei momenti di accordi, momenti di pace, poi succede che per una porta, per un piccolo quartiere, succede il pandemonio di nuovo. Non ci sarà mai questa possibilità che tra le parti, visto la diversità politica e religiosa ovviamente, si trovi un accordo piuttosto che vedere quello che stiamo vedendo, che sta vedendo tutto il mondo, insomma, al di là che poi ognuno trova le proprie ragioni, ognuno ovviamente le avrà, ma si potrà trovare, dico, perché partendo da questo presupposto che credo il ragionamento iniziale, poi entreremo anche nei particolari. Ma io credo che gli accordi si possono sempre trovare, però bisogna che da ambedue le parti ci sia la volontà di un dialogo e bisogna che ci siano i presupposti per poter dialogare. Questo è il punto chiave, no? In effetti, dal punto di vista palestinese, in questi anni non c'è mai, è sempre stata rifiutata la possibilità di arrivare a un accordo che alla fine sarebbe una mediazione, proprio per la difesa della questione di principio che lo Stato di Israele non deve esistere. Se lei legge lo Statuto di Hamas, no? Lo Statuto di Hamas dice proprio questo, no? Che gli ebrei devono tornare a casa loro e questo è un terreno dei palestinesi e deve essere occupato dai palestinesi. Io credo che qualcosa si potrebbe fare, ma richiede dei tempi abbastanza lunghi, no? Prima di tutto il dialogo, come vi ho detto prima. Io sono favorevole all'amicizia e al dialogo. Senza dialogo, secondo me, non ci sarà mai nessuna soluzione. Il secondo punto è anche che i musulmani, io conosco diversi musulmani, sono normalmente delle persone pacifiche, persone anche che lavorano e che non hanno questa vocazione della guerra e dell'aggressione, no? Però in questa situazione dovrebbero isolare gli estremisti e far prevalere il buonsenso. Una delle cose che è mancata, no? È proprio da parte della parte moderata dei musulmani quella di isolare questi possiamo chiamarli terroristi, possiamo chiamarli come vogliamo, però soprattutto quello di riuscire a convincerli che andando avanti su questa strada non si arriverà mai a una soluzione. Allora, non si arriverà mai, Salim Mohammed, non si arriverà mai a una soluzione come diceva Miani, secondo lei che fa parte dell'associazione dei palestinesi, insomma. Buonasera. La pace, tutti i palestinesi, sia dentro territorio occupato, striscia di Gaza, Cisgiordania, in tutto il mondo, tutti noi chiediamo la pace, ma la pace giusta. Qual è la pace giusta? La pace, quello che avere uno Stato indipendente e libero
della Palestina e Gerusalemme Est il suo capitale. Altrimenti non è pace. Finché rimane l'occupazione militare nel nostro territorio sarà sempre una resistenza per avere il nostro diritto sacrosanto. Noi chiediamo la pace, noi siamo contro la violenza, però una pace giusta. Dobbiamo vedere gli eventi, quello che stiamo assistendo in questi giorni. Il nostro popolo palestinese è stremato dall'embargo, da decenni questo embargo che ha messo a dura prova la vita di un intero popolo. Questa è la realtà. Questo embargo ha messo a dura prova dove i nostri cittadini in Palestina non hanno neanche il diritto di spostare, non hanno neanche il diritto di avere la loro dignità. Quindi, quando parliamo di pace, parliamo anche di diritti. Di diritti di ognuno, certo. Vorrei aggiungere un'altra. No, poi prego. Sì. Vorrei aggiungere un'altra cosa importante. Gli ultimi eventi che sono stati verificati in questi giorni, con tantissimi morti, centinaia di morti, feriti, bambini, donne inermi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il popolo palestinese è la vittima, da anni e anni ha subito questa violenza da parte dell'occupazione. Il popolo ebraico è un po' vittima del... Noi siamo con gli ebrei, mai siamo stati contro. Siamo contro quello che è il movimento sionista. Siamo contro la politica del governo israeliano, una politica di estrema destra, dove troviamo più di 400.000 colonne che vivono in Cisgiordania e 200.000 che vivono in Gerusalemme Est. Questo è il problema. Ho capito. Quindi io credo che quando parliamo di pace e quando parlano comunque che i palestinesi sono la parte che aggredisce Israele, non è vero. Non è vero. Noi comunque chiediamo la pace. Dicono le associazioni terroristiche, insomma, più... Ma una pace giusta. Noi chiediamo questo, per vivere vicino ai nostri fratelli ebrei. Questo è un punto fondamentale. Certo, poi ci dico, professor Pace, facciamo un giro così. È possibile che la politica e la religione non riesce a trovare un connubio su questa faccenda, su questa brutta storia? Sì, vorrei intanto ricordare che in realtà c'è stato un accordo che doveva arrivare alla pace, 94-95, gli accordi di Oslo, che sono stati messi in crisi quando l'artefice di questi accordi, oltre a Arafat, c'era Isaac Rabin, e Rabin è stato assassinato non per mano di un terrorista di Hamas, ma per mano di un militante di un gruppo aggressivo ebraico e nelle patrie galere di Israele. Cioè, voglio dire, perché non si è riusciti a far andare avanti quel processo? Cosa è successo? Quando appunto era tracciata la linea, che è poi la linea ormai un po' utopica dei due stati. Noi sappiamo che per fare uno Stato ci vuole però un territorio che sia un po' omogeneo, con dei confini un pochino sicuri. Ora, lo Stato di Israele appunto è uno Stato legittimo che ha il suo territorio, ma il futuro Stato palestinese, così come si va configurando dal 2000 in poi, è uno Stato che non avrà un territorio. E quindi nasce già come una creatura gracilissima. Faccio un esempio. Prima Selim ricordava che dopo la guerra dei 6 giorni, nel 67, ovviamente come tutti gli eserciti vincitori,
l'esercito di Israele ha controllato il territorio del nemico. E come l'ha fatto? L'ha fatto con i suoi sistemi di sicurezza, che qualsiasi Stato usa, e l'ha fatto poi incoraggiando e anche assecondando la spinta a costruire insediamenti nei territori che erano stati occupati militarmente. Come diceva prima Selim, sono circa 450.000 persone di cittadinanza ebraica israeliana che vive in Cisgiordania, in quello che dovrebbe essere il futuro nuovo Stato palestinese indipendente. E queste persone ovviamente, siccome è casa loro, dicono: ma perché dovremmo andarcene via? Chi è riuscito a fare un'operazione del genere a Gaza è stato Ariel Sharon, ce lo ricordiamo tutti, ha dovuto mandare la polizia e l'esercito per sgomberare i coloni che non volevano andarsene, perché è evidente, quando tu incoraggi delle persone a dire vai lì, c'è la casa, lo costruisci, questo è il tuo villaggio, e cominci a dire la mia terra. Allora questo processo di costruzione di insediamenti è andato avanti molto. Quello che avviene a Gerusalemme Est è impressionante. Ci sono, mi pare, già 2100 unità abitative nuove. Perché? Perché nel 2018 la Knesset, che è l'assemblea, il Parlamento israeliano, ha votato una legge fondamentale. Israele non ha una Costituzione, per una serie di problemi storici legati alle diverse componenti del ricchissimo mondo ebraico, che non è uno e uno solo, come è ricchissimo il mondo musulmano e il mondo palestinese. Allora, questa legge fondamentale stabilisce tre cose: A, che Israele è la nazione degli ebrei; B, che Gerusalemme unita tutta è la capitale di Israele; 3, che la lingua nazionale sarà la lingua ebraica. Allora, noi mettiamoci nella, come dire, io posso capire queste forzature. Quella legge è passata per 62 voti contro 58, e quindi in qualche misura è passata non all'unanimità, perché è una forzatura. Quindi, professore, e quindi? Perché nella società israeliana ci sono quasi 2 milioni di cittadini arabi, palestinesi, che possono essere musulmani, cioè i palestinesi sono musulmani un po', cristiani, cattolici, laici, liberali. Certo. Ci sono piccoli partitini nel Parlamento israeliano, certo, che rappresentano diverse anime, diverse, certo, correnti. Cioè, anche lì rappresentarsi tutto il mondo palestinese come fosse compatto non è vero, perché allora l'accordo di Oslo parte dal presupposto che una parte dei palestinesi riconosce lo Stato di Israele. Paolo, vengo da lei. Paolo, benvenuto. Professor Voldi, Ugo Voldi, se vuole intervenire, se mi alza la mano io le do la linea, assolutamente io così. alzo subito la mano. Ecco, aspetti, faccio un giro completo, poi vengo da lei. Volevo sentire Paolo Benvenu, ovviamente, sul ragionamento iniziale che abbiamo fatto. Io intanto penso che il professor Pace abbia detto alcune verità storiche assolutamente ineludibili. In particolare questo ultimo passaggio che è stato fatto nel Parlamento israeliano è un passaggio che definisce lo Stato come uno Stato identitario, uno Stato che non riconosce altre presenze come, non diciamo come legittime, ma sostanzialmente come cittadini di serie B. E qua si parla di 2 milioni di persone che vivono, di nazionalità araba, che vivono all'interno di Israele. Questo è un punto, secondo me, importante, cioè nel senso che qua siamo di fronte a un passaggio, diciamo, che ha una similitudine con quello che succede in India, dove il governo del partito nazionalista indù ha deciso, insomma, sostanzialmente che l'India, dove ci sono milioni e milioni di musulmani, cristiani, cattolici, eccetera, di altre religioni, è uno Stato che ha come a base l'induismo. Anche qua siamo sullo stesso terreno dello Stato, insomma, che si dà una definizione che esclude una parte consistente dei suoi cittadini. Poi c'è un altro aspetto della questione. L'occupazione dei territori da parte di Israele e la presenza dei coloni
non è che sia una questione soltanto di occupazione di terra o di spazio, che già per sé è un fatto assolutamente, come dire, che crea conflitto oggettivamente, insomma, no? C'è ovviamente un tentativo, insomma, di espellere, insomma, o comunque di ridimensionare la presenza palestinese, eccetera, ma c'è anche dell'altro, c'è l'acqua, c'è la terra, c'è il controllo. I coloni che vivono nei territori della Cisgiordania hanno un accesso all'acqua che è come 3 volte quello che possono avere, e quindi con la possibilità di irrigare. 80%. Sì, certo. Cioè, questo bisogna capirlo, perché quando poi ci si trova di fronte alla resistenza si devono anche capire le ragioni. Certo, c'è stato un momento storico in cui si poteva pensare a una soluzione, che se reggesse o meno poi si poteva vedere, ma era quella indicata dagli accordi tra Arafat e Rabin. Rabin è stato ucciso dalla destra sionista israeliana, non è stato ucciso. Poi c'è un altro aspetto della questione. Io credo che si debba smettere. Io non ho alcuna simpatia per Hamas. Sono formato da bambino, diciamo così, nella mia formazione, con la mia coscienza civile, leggendo i libri di Primo Levi. Quindi di tutto si può dire, tranne che io possa essere, come dire, no? Un nemico degli ebrei. Anzi, però detto questo, no, che chiamare terroristi e dire che sono terroristi quelli di Hamas e che sono degli jihadisti è sbagliato, cioè non corrisponde alla realtà. Cioè io non ho simpatie per Hamas, ma Hamas non è una formazione terrorista. Non è una formazione terrorista perché pratica in forme discutibili la resistenza rispetto all'occupazione. Rispetto all'occupazione. È vista da parecchie nazioni come una formazione un po' terroristica, complice qui in Italia. Cioè, allora, un conto è Al-Qaeda e un conto come dire, la formazione dello Stato islamico, un conto Hamas. Hamas è una formazione discutibile, così come lo è altre formazioni, diciamo così, della come componente islamista all'interno del popolo palestinese, però non è un'organizzazione terroristica. Vi ricordo una cosa importante che i politici italiani dovrebbero sempre ricordare, che nel 1985 nel Parlamento italiano l'allora capo di governo, all'epoca si tratta di Craxi, per dirla, quindi non è una personalità politica verso la quale io nutra particolari simpatie, però in continuità con un punto di vista che non era solo dei socialisti, dei comunisti, ma anche di larga parte, per esempio, della Democrazia Cristiana, riconosceva al popolo palestinese il diritto alla resistenza. Un popolo oppresso ha diritto alla resistenza, punto. Poi se qualcuno mi spiega che occupare un territorio, che cacciarne gli abitanti, che privarli dell'acqua, tagliare gli ulivi di cui sono uno dei principali prodotti della terra, eccetera, cacciarli e mandarli nei campi profughi, organizzare i massacri come quelli di Sabra e Shatila, è un fatto democratico, insomma. Allora, Ugo Volli, la pubblicità vuole intervenire, professor Ugo Volli da Milano, se vuole intervenire con la pubblicità brevemente, le do la parola, poi andiamo in pubblicità, poi ovviamente ci ritorniamo, prego. Sì, diciamo, lei prima ha chiesto qual è la ragione della continuazione della guerra. La ragione sono le menzogne, le vergognose menzogne che hanno ripetuto il rappresentante palestinese, il supercomunista che ha appena parlato e anche il professore. Vi leggo solo un piccolo brano che ha pubblicato di un discorso che ha fatto oggi il leader di Hamas, che si chiama Ismail Haniyeh. Lui dice: oggi, fratelli e sorelle, alcune teorie collassano e altre sono ricostruite. La teoria della coesistenza tra i due popoli nei confini del 48, una teoria che è stata coltivata per 70 anni, è stata messa sotto i piedi e calpestata dai nostri figli e fratelli, Alod, Arma, Nazareth, eccetera, eccetera. Lasciatemi dire, tutta questa terra è nostra, è solo nostra e di nessun altro. Non è vero.
tutto quello che ha detto questi signori non è assolutamente vero, sono menzogne propagandistiche e queste menzogne propagandistiche sono la causa della guerra. Vado in pubblicità, fermi lì e poi mi spiegherà bene il perché. Mi spiega bene il perché, a tra poco. Fermo lì, benvenuto, fermo lì, a tra poco. A tra poco.